Il nuovo sindaco di Agrigento è il dottore Franco Miccichè, che ieri con il 60,41% dei voti vince le elezioni relative al secondo turno di ballottaggio contro l'avversario, l'uscente sindaco Calogero Firetto. Miccichè ha ottenuto il consenso di 13.156 agrigentini che hanno così voluto e creduto nella sua candidatura, premiandolo e portandolo alla guida di Palazzo di Città. Il dottore Miccichè ha ottenuto 1.592 preferenze in più rispetto al primo turno, dove si era fermato a 11.564, nonostante ci sia stato un calo di elettori che al ballottaggio sono andati a votare. L'affluenza del primo turno infatti è stata del 62,98% con 32.699 votanti, mentre al secondo turno gli elettori sono stati 22.124, pari al 42,62%. Il sindaco l'uscente Firetto ha avuto il 39,59% delle preferenze, ottenendo 8.615 voti in meno rispetto al primo turno, che ne aveva presi 8.813, 198 votanti di meno. Già alle prime sezioni scrutinate il vantaggio di Franco Miccichè si attesta intorno a quello definitivo, che è stato oltre il 60%. In pochissime sezioni l'uscente Firetto ha registrato il sorpasso su Miccichè, che andava spedito verso il superamento del quorum. Già alle prime ore pomeridiane il comitato elettorale del Viale della Vittoria di Miccichè si riempiva di gente che fiduciosa lo aspettava per fargli gli auguri per la brillante vittoria ottenuta. Dall'altro lato il sindaco uscente affida il suo messaggio a una nota stampa che afferma come è stata una battaglia lunga e particolare e difficile, sia per il distanziamento sociale che per le condizioni di partenza. Il centrodestra in Sicilia ha oltre il 60% dei consensi, e ciò è avvenuto anche ad Agrigento. Tutti i mestieranti della politica sono confluiti sul nostro avversario. Abbiamo dato tanto in questi 5 anni di amministrazione, abbiamo raggiunto, afferma Firetto, più di 8.000 preferenze e messo in crisi un sistema che ha tenuto prigioniera per anni la città. Firetto rincara la dose nel suo comunicato affermando come Miccichè salirà a Palazzo San Domenico. Gli auguro di smentire ciò che pare ovvio, cioè la spartizione di potere tra i potentati politici e la parcellizzazione del Consiglio Comunale. Sarò, continua Firetto, in consiglio, nelle strade, nei quartieri, controllore severo per il bene di Agrigento e dei cittadini. Faremo un'opposizione costruttiva e cercherò la massima collaborazione con le forze progressiste regionali e nazionali per mettere al centro le iniziative politiche di Agrigento. Firetto conclude il suo messaggio augurando a Miccichè un buon lavoro affinché faccia il suo meglio, perché il bene della città è superiore a tutto, anche alle divisioni politiche. Intanto la nostra emittente, come da sua quarantennale tradizione, anche questa volta ha seguito lo spoglio elettorale, così come fatto in studio al primo turno, con gli ospiti del salotto che, intervistati da Margherita Trupiano, hanno dato il loro contributo al dibattito elettorale e politico, affiancato da Giovanni Trupiano che, smistando i dati tra un mix tra commenti e cifre, il lungo lavoro della redazione di TVA si è concluso, come ovvio, con la presenza del neoeletto sindaco Francesco Miccichè nei nostri studi. Grazie sindaco, noi le auguriamo un buon lavoro perché ha detto già tutto quanto e il nostro primo cittadino avrà un grande affare, perché tra l'altro questa sindacatura cade proprio a cavallo di questa emergenza Covid, che certamente non aiuta sotto nessun punto di vista. Una cosa sola, lei ha molto puntato sulla necessità di mantenere, stabilire un rapporto con la città, con le persone. Perché sente questa necessità? Perché un medico o cos'altro? Sì, prima di tutto perché questo è il mio carattere, questo è il mio DNA. Io da sempre ho voluto ascoltare la gente e poi, grazie anche alla mia professione, portato, spinto proprio alla necessità di ascoltare la gente, magari prima come pazienti per poter raccogliere un'ottima anamnesi, ma poi adesso come primo cittadino per poter raccogliere anche le esigenze e i bisogni che ognuno di noi ha. Io penso che il sindaco è un cittadino qualunque, comune, e che però deve avere la capacità di poter ascoltare i propri cittadini, perché se no non ha senso scendere in campo. Il sindaco è il cittadino, è il sindaco deve rappresentare il cittadino,
io ho detto sempre ai miei amici, se io dovessi diventare sindaco, tutti voi sarete sindaci, perché solo così si può andare avanti, sia con la mia squadra ma anche assieme a tutta la mia città. Parlare dei primi provvedimenti in questo periodo del Covid pandemia mi ha fatto un po' dirottare quelle che erano le mie intenzioni, quelli che erano i miei programmi. Naturalmente, ecco, vedo in primo luogo affrontare questa emergenza sanitaria. Naturalmente gli altri provvedimenti nell'immediato sono quelli di iniziare a ridare un po' di normalità alla mia città, il decoro urbano, la pulizia, il verde pubblico, i servizi urbani e extraurbani, e poi una delle cose importanti a cui tengo tanto è istituire un ufficio che mi servirà per i bandi regionali e nazionali e anche europei. Margherita, grazie da parte mia agli ospiti. Grazie. Grazie.